God Save the Wine, la freschezza del vino. Siamo andati, abbiamo chiamato a raccolta esperti di freschezza del vino da tutta Italia e il Veneto con Filippo Zardetto non poteva mancare. Tra l'altro addirittura 6 prosecco diversi, 6 bollicine in effetti diverse. Uno si immagina, vabbè, alla fine il prosecco conegliano, invece sono 6 freschezze diverse. Com'è possibile? Intanto Andrea, grazie per avermi invitato. Allora, questa sera abbiamo voluto un po' rompere gli schemi di quello che la gente pensa del prosecco, quindi un po' andare fuori da quello che è lo stile dell'extra dry, del vino super profumato, intenso, quello che molti chiamano il millesimato, e andare a presentare quello che in realtà è appunto la freschezza e il collegamento che c'è tra un prosecco e il vigneto e la terra, il terroir, quindi da cui proviene. Presentiamo 6 prosecchi, 6 Conegliano Valdobbiadene OCG, tutti brut, tutti provenienti da vigneti diversi, a partire da quello che possiamo definire un padosè con 1,3 grammi di zucchero, fatto con 6 mesi sui lieviti, uno Sciarmalungo 6 mesi sui lieviti e poi altri 8 in bottiglia, che si chiama Viti di San Mor. Che quindi sì, è questo prodotto molto particolare già dall'etichetta. È fatto dalle nostre tenute di San Mor, che sono 400 metri d'altezza, un bel soleggiamento, quindi molto, anche la ventilazione è buona. Ecco, quindi anche il concetto di freschezza nel prosecco non è così immediato, cioè l'uva ha diversi gradi di maturazione a seconda dell'esposizione, a seconda dei territori. Sì, appunto, la posizione del vigneto è essenziale, perché appunto la zona è molto variegata. Solo parlando di Conegliano Valdobbiadene OCG sono 6.800 ettari in produzione, quindi una zona abbastanza grande, e di questi sono 43 tipi di terroir, che nel mondo del prosecco vengono definiti rive. Ognuno di questi ha il suo sapore e il suo gusto. Alcuni hanno delle freschezze, hanno delle caratteristiche che possono più portare alla freschezza, altre più invece all'importanza e comunque alla struttura, anche se parliamo comunque di prosecco, quindi la struttura è sempre relativa. A proposito di prosecco fuori dagli schemi, qui abbiamo un colore e una torbidità che non sembrerebbe invitare alla freschezza. Che cos'è questo prodotto? In realtà anche su questo prodotto la freschezza, se lo assaggiate, la freschezza si sente, si percepisce. Siamo gli stessi vigneti di San Mor, quindi sempre 400 metri la nostra tenuta di San Mor. Questo ha una rifermentazione in bottiglia, secondo il metodo noi chiamiamo surlì o sui lieviti, appunto, che appunto viene imbottigliato in primavera, nella primavera seguente alla vendemmia. Il prodotto continua la fermentazione in bottiglia, svolgendo la manolattica in bottiglia in maniera controllata. Noi appunto nel 2016 abbiamo anche i metodi per poter controllare tramite l'acidità come si svolgerà la manolattica in bottiglia. Il prodotto va bevuto a partire dall'inverno successivo alla vendemmia, quindi se questa è nata nel 2014, ho iniziato a venderlo da dicembre scorso. Quindi questo è già 1 anno e mezzo che è in bottiglia. 1 anno e mezzo che è in bottiglia, è sul mercato più o meno da un paio di mesi. La freschezza è integro, perfetto, il sapore, il gusto. Andiamo tra l'altro col tappo a sughero, tanti mi chiedono appunto come mai, perché noi abbiamo pensato a un vino d'evoluzione, facciamo 2000 bottiglie di questo vino perché è una particella delle nostre tenute, un vino che noi speriamo e andremo ad assaggiare nel tempo, appunto perché ci crediamo nel terreno, questa è la prima cosa. E allora lì scopriremo se la freschezza dura anche nel tempo. Grazie mille. Le prossime volte che ci vediamo. Grazie Filippo, un piacere. Grazie a tutti voi.